La dama, con la ruota di un tempo, sedeva al focolare tessendo, mentre il lino scivolava leggero davanti al suo volto austero. Oggi il rocchetto e la matassa giacciono dimenticati in una cassa e la dama adopera la sua ruota per girare il mondo come un pilota. Leggevo Outing, era il settembre del 1893 e Madeline Brigi scriveva questo. Lo scriveva a tutte le donne che cercavano un posto nel mondo. E io, che ero arrivata dalla Lettonia fino agli Stati Uniti d'America, avevo trovato il mio posto nel mondo. Ma non ero sicura che quell'avventura sarebbe stata l'unica e la sola. Già perché quando arrivai in America avevo 9 anni e per molti un cognome impronunciabile. E pensate che proprio lì, nella nuova terra, i miei genitori avevano aperto un banco di stoffe. Ed è proprio lì che inizia questa storia. Già, nel momento in cui 2 uomini, 2 produttori di zucchero, mi proposero una scommessa. Fare il giro del mondo in bicicletta. Io, che usare la bicicletta avevo imparato grazie a mio marito Max. Io gli insegnai a leggere e lui mi insegnò a pedalare. Un modo di viaggiare un po' diverso, ma di sicuro un modo di viaggiare che ci portò veramente lontano. Partii, salutata da una grande folla, e fui sola per i primi colpi di pedale, ma poi un mondo mi circondò e fu lì che iniziò la mia vera avventura. Avevo niente in tasca, solo il vento che mi portava lontano. Sono Roberta Balestrucci Fancello, l'autrice di Annie il vento in tasca. Perché scrivere per ragazzi? Perché scrivere questa storia? Beh, il mondo è tutto da scoprire, si sa, è proprio tra le pagine dei libri, secondo me, i ragazzi, i bambini riescono a viaggiare continuamente senza avere molte spese, semplicemente prendendosi del tempo, ed è quello che ho sempre pensato fin da piccola. Un modo per attraversare il mondo e i nuovi mondi, un po' come fece Annie quando intraprese questa sua meravigliosa avventura. Non è facile scrivere per bambini, No, la prima cosa da fare sicuramente è quella di essere dei grandi lettori, avere dei sogni da inseguire e non fermarsi alla prima difficoltà, anzi tener duro e, come appunto faceva Annie, in salita concentrarsi il più possibile per arrivare lontano. Non è una gara quella di scrivere, non è una gara quella di leggere, è sicuramente il modo per trovare nuove ispirazioni, nuovi modi di vivere, nuovi modi di affrontare anche le difficoltà, quelle che a volte ci sembrano insormontabili. Invece poi si prende un libro e si legge, anche perché a volte si parla di età dei libri, eccetera. Però pensateci bene, quando voi prendete un libro e iniziate a leggerlo, non c'è un'età che conta, l'importante è la storia, ed è forse anche per questo che ho deciso di fare questo mestiere, di scrivere storie, anche per continuare a cercarle. Perché? Perché quando incontro i bambini a Macomer, dove vivo e dove lavoro al centro servizi culturali, io ho sempre una domanda per loro. Perché? Perché accadono le cose? Perché essere curiosi? Bisogna fermarsi a una prima risposta oppure conviene sempre andare oltre? Beh, attraverso la scrittura e la lettura quei perché possono essere colmati e allora meglio non fermarsi, no? Che dite? Ma soprattutto la cosa bella di scrivere un libro, cercare la storia, vedere fin dove ti può portare, vedere dove puoi arrivare nonostante le difficoltà. Non sempre è semplice, però la meraviglia è che si incontrano nuove persone con cui lavorare, si incontrano editori, si incontrano illustratori che ti aiutano e ti permettono di arrivare lontano, sono il tuo vento in tasca. In realtà il vento in tasca siete anche voi lettori che fate in modo che queste storie possano andare sempre più lontano. Ecco, perché scrivere storie per ragazzi? Forse anche per essere vento, per arrivare il più lontano possibile, ma farlo insieme. E quindi pensateci bene, cosa si nasconde dietro una lettura più che alla scrittura? E questo è il vero motore che porta ogni singolo autore a fare questo lavoro.
E quindi, che dire, ci vediamo in giro in una libreria o in una biblioteca pronti a delle nuove avventure?